Io credo che sia stata una stagione eccezionale, una stagione che ci ha consentito di ripartire, di fare una importante ripartenza, una grande ripartenza, una ripartenza problematica perché abbiamo dovuto affrontare le questioni del virus, l'impatto con il virus, abbiamo dovuto fare 2 momenti di stop, però nonostante tutto abbiamo portato a termine tutte le nostre attività. Lo abbiamo fatto grazie a un sistema che ha funzionato in tutte le sue componenti, quindi io sono veramente molto soddisfatto, molto soddisfatto. Per ripartire bisogna che ci siano investimenti, bisogna investire nell'impiantistica sportiva, bisogna fare in modo che l'impiantistica sportiva sia più efficiente, sia adeguata a quelli che sono i bisogni di un sistema quale quello calcistico siciliano, che è molto complicato, molto difficile, con tante gare, quindi c'è bisogno di riprendere un po' dopo la pandemia, di riprendere proprio con tutte i nostri rapporti, il credito sportivo, le convenzioni, e fare in modo che questa impiantistica venga ridefinita in termini migliori. Nei giorni scorsi abbiamo inaugurato il campo di Collesano, una struttura bellissima in un contesto veramente naturale, molto bello, e ci sarà a breve anche il campo di Geraci. Io spero che tutte queste piccole realtà che vengono, come dire, ristrutturate, risistemate, ammodernate, possano dare un tono diverso all'impiantistica sportiva siciliana. Allora, le iniziative sono che non dobbiamo guardare la violenza semplicemente dal punto di vista della giustizia sportiva e quindi dal punto di vista, diciamo così, repressivo. Noi dobbiamo avere una diversa educazione, una diversa cultura sportiva. Per questo motivo abbiamo voluto questo progetto che si chiama Uniti contro la violenza per costruire un calcio migliore, attraverso il quale noi avremo un nucleo centrale presso il Comitato regionale che coordinerà il lavoro di tutti i nuclei provinciali, dove saranno coinvolti gli allenatori, gli arbitri, i calciatori, le famiglie, i tifosi, uno psicologo. Quindi saranno gruppi di lavoro che serviranno a monitorare gli eventuali episodi di violenza e a creare condizioni diverse di diffusione di un modello sportivo che sia diverso. Io intanto il Catania, il Comune ha concluso questa fase, diciamo, della scelta della società, quindi io mi auguro che a fine mese questo progetto venga valutato positivamente dalla federazione con la conclusione dell'iscrizione della squadra, e sarà un campionato di Serie D molto bello, molto avvincente, reso ancora più bello se ci sarà dalla presenza del Catania. E abbiamo tante speranze, abbiamo bisogno di un Palermo che intanto salutiamo questo ritorno del Palermo in Serie B con grande gioia, perché la città merita questo, questa città merita una presenza in Serie A, quindi bisogna dire grazie a questo gruppo palermitano guidato da Dario Mirri che ha riportato il Palermo in Serie B, e nello stesso tempo auspicare proprio con la presenza di nuovi investitori che si ricostituiscano le condizioni per il ritorno in Serie A. La città ha bisogno di questo, la Sicilia ha bisogno di un Palermo in Serie A. Forte tinte siciliane, ed è, come dire, un campionato molto caratterizzato dalla presenza siciliana. Bisogna affrontare il campionato di Serie D in maniera adeguata, perché il campionato di Serie D è un campionato che ha costi, che i calciatori sono sottoposti a contrattazione, ad accordo economico, quindi va affrontato con molta serietà. Io credo che noi abbiamo bisogno di queste grandi realtà, il Palermo, il Catania, la società Messina, il Trapani che aveva raggiunto questi obiettivi così importanti. Ne abbiamo bisogno, sono fiducioso perché vedo che ci si sta strutturando in maniera seria, quindi perché no, un futuro migliore per il calcio siciliano, per le nostre società professionistiche. Per quanto riguarda la Sicilia, noi ripartiamo da
abbiamo ripreso questo concetto, questo lavoro sulla formazione. La formazione deve riguardare i dirigenti, ma deve riguardare anche gli arbitri, deve riguardare tutto il sistema. Abbiamo fatto questa prima esperienza che ha coinvolto oltre 250 società, però faremo ancora meglio, perché quest'anno riproporremo questo modello di corsi di formazione assieme a degli approfondimenti che saranno dedicati a chi ha già fatto il primo corso. Quindi su questa linea continuiamo continuamente. Il Comitato investe nella formazione ed è una cosa che ci dà grande soddisfazione. A livelli più bassi parliamo appunto di un sistema giovanile, Under 12, Under 15, Under 17, che ormai ha molte squadre, che si sta diffondendo. Nella misura in cui si diffonde il sistema giovanile del calcio femminile, crescerà anche il sistema dilettantistico, quindi si andrà avanti. Noi abbiamo una Serie C che abbiamo creato quando abbiamo fatto la riforma, che ha 48 squadre, quindi poi una Serie B che è un girone unico a 16 squadre e una Serie A a 12 squadre. La Serie A è quella che diventerà professionista. Ora è evidente che voi comprendete bene, un girone nazionale a 12 squadre che è professionista ha dei costi molto significativi, molto rilevanti, quindi per poter risolvere questo problema è necessario che il sistema professionistico maschile si faccia, ecco perché c'è la Juventus, c'è il Milan, c'è l'Inter, cioè si faccia carico di questi costi, perché altrimenti le società di puro settore femminile credo che avranno qualche difficoltà. Sì, certo, faremo intanto queste iniziative maschili e femminili che coinvolgono le scuole, sono all'ordine del giorno. Col settore giovanile ne facciamo tantissime, ma è quella che è stata di fondamentale importanza nel nostro caso è proprio quella di ragazze con i tacchetti, cioè abbiamo messo insieme la scuola e la scuola calcio. Da questo è uscita fuori, da questa sinergia è uscito fuori un grande progetto, un progetto che ha determinato attenzione e interesse al movimento femminile, e siamo andati a cercare le bambine nel luogo ideale, nella scuola.